Le locali del Protecma San Vitale in divisa blu, allenate da Luca Bianchin e Stefano Pigato, schierano la formazione tipo con l'alzatrice Anna Bolletta, l'opposto Giulia Ghiotto, le schiacciatrici Deborah Ghiotto e Anna Cattani, il capitano Martina Meggiolaro e Stefania Scarpariolo centrali, il libero Sara Muraro. Le ospiti dell'attiva sorelle Ramonda Montecchio in maglia bianca, guidate da Giovanni Migliorini e Andrea Coppiello, giocano con Sabina Pegorarotto alzatrice, Chiara Peretti opposto, Isabella Milocco e Chiara Bernard schiacciatrici, il capitano Vanessa Bortoli ed Elisa Pertile centrali, Laura Mosele libero. Ospiti penalizzate dall'assenza della centrale titolare Trevisan, dall'indisponibilità della seconda alzatrice Farinello e dalle precarie condizioni del libero Mosele, al rientro dall'infortunio alla mano sinistra. L'avvio problematico della ricezione del Montecchio costringe la Pegorarotto ad alzate scontate in banda. Il San Vitale infila un break di 4 punti portandosi sul 7-2. Le locali hanno buon gioco, difendono facilmente i prevedibili attacchi avversari, contrattaccano appunto con Deborah Ghiotto e Anna Cattani, allungando sul 10-5. Una splendida pipe della Milocco, 2 muri vincenti della Pertile e un ace della Pegorarotto azzerano il distacco sul 12 pari, ma Deborah Ghiotto fa il cambio palla. Poi l'insidiosa battuta della Meggiolaro manda in tilt la ricezione delle ospiti, bersagliando la Bernard, che sbaglia anche in attacco, favorendo il nuovo allungo del San Vitale sul 16-12. La Milocco martella da posto 4, ma le rispondono Deborah Ghiotto e Anna Cattani, magistralmente servite dall'ottima Anna Bolletta, e il San Vitale conserva un importante vantaggio di 3 punti. Sul 22-19 coach Migliorini fa entrare Tatiana Menshova al posto di Chiara Peretti. Le ragazze di casa mantengono nervi saldi e lucidità, colpendo col preciso diagonale di Deborah Ghiotto, 23-19. Isabella Milocco tiene viva la speranza dell'attiva Montecchio, curando la stessa Ghiotto. Poi la battuta corta della Pertile causa l'errore della Cattani, rilanciando le ospiti sul 24-23, ma il San Vitale non si fa sfuggire il quarto set point, incamerando la prima frazione con lungolinea vincente di Giulia Ghiotto, che non dà scampo alla difesa avversaria. Il Montecchio riparte con la formazione iniziale. Dopo una breve fase interlocutoria, le locali costruiscono un break di 4 punti sul 7-3, sfruttando gli evidenti limiti della ricezione avversaria. Le potenti schiacciate della grintosa Deborah Ghiotto fan volare il San Vitale sul 12-5. L'attiva non riesce a ricevere né a sviluppare gioco al centro, complice l'opaca prestazione della Pegorarotto, imprecisa e poco lucida tatticamente. A metà set un rilassamento della ricezione del San Vitale rimette in corsa il Montecchio, che si fa sotto sul 14-13 grazie ai punti della Milocco, la più efficace delle ospiti, sommati a qualche svarione delle ragazze in blu. Il livello scade, le squadre fanno l'elastico, il San Vitale allunga sul 17-13, poi il controbreak dell'attiva riavvicina le atlete di Migliorini sul 17-16, ma il servizio di Giulia Ghiotto propizia la fuga decisiva della Protecma, che sfrutta un attacco fuori della Bortoli, in serata no, portandosi sul 22-17. Il Montecchio scompare, cadendo sotto i colpi di Anna Cattani e Martina Meggiolaro, innescate dalle alzate al bacio della Bolletta. Poi un errore della difesa ospite regala l'ultimo punto del secondo set al San Vitale. Coach Migliorini decide di ripartire con Tatiana Menshova al posto della deludente Bernard. L'esperta Menshova, stella del volley mondiale, con una grande carriera all'attivo, deve scontare l'inizio ritardato della preparazione dopo l'intervento chirurgico alla spalla. Le due squadre procedono appaiate fino al 6 pari. Il Montecchio colpisce con Milocco e Menshova, ma la Protecma replica prontamente con Cattani, Giulia e Deborah Ghiotto. Molto importante per la squadra di casa il contributo dato dalle centrali Meggiolaro e Scarpariolo, che dimostrano un ottimo feeling con la valida alzatrice Bolletta. Il San Vitale si porta avanti sul 10-7, ma subisce il ritorno delle ospiti sul 10 pari. Una fase ricca di errori conduce al sorpasso dell'attiva sul 14-13, grazie al contrattacco vincente della Milocco. Per il Montecchio si spegne improvvisamente la luce ed è il tracollo. Menshova e Milocco vengono murate 3 volte da Scarpariolo e Giulia Ghiotto. La stessa Ghiotto e l'ottima Cattani colpiscono dai lati, proiettando le locali sul 20-16. Il finale è un monologo del San Vitale, con 2 ace di Giulia Ghiotto, l'ennesimo contrattacco vincente di Anna Cattani e il punto a rete di Martina Meggiolaro. Poi l'invasione della Peretti sancisce la vittoria del Protecma San Vitale, scatenando la festa delle ragazze in blu. Purtroppo, secondo me, questa sera quello che è andato più storto è stato il fatto che siamo state molto insicure di noi stesse
e questo ovviamente è aggravato specialmente sulla ricezione e poi sull'essere incisive rispetto all'altra squadra. Ovviamente le altre sono una squadra forte, hanno difeso molto, hanno un buon attacco e quindi niente da togliere insomma alle avversarie, però insomma speriamo di fare molto meglio di così perché credo che ne saremo capaci insomma. Beh, sicuramente è una grande soddisfazione la vittoria del derby contro il Montecchio, anche perché arriva dopo 2 vittorie consecutive che diciamo ce le siamo sudate per bene. Ancora più goduta perché il gioco di squadra è la nostra arma principale, una prestazione molto buona sia in difesa che in battuta, a muro, c'eravamo tutte hanno contribuito e tutte insieme abbiamo vinto. Queste prime partite per adesso sono andate molto bene, non ce le aspettavamo, abbiamo trovato squadre comunque molto forti, almeno l'anno scorso avevano disputato un buon campionato e speriamo di continuare così. Da parte nostra vedo molto entusiasmo da parte di tutte le giovani della squadra e con l'aggiunta di qualcuna di esperienza della categoria come me e qualche altra giocatrice speriamo di continuare così e di continuare a vincere e di portare San Vitale sempre più in alto. Stiamo sfruttando molto l'esperienza di alcune ragazze che sono arrivate nuove e stiamo lavorando molto su quello che è l'ambito legato alla battuta e alla ricezione, che per noi sono 2 elementi fondamentali in quanto abbiamo un gioco molto vario e avendo un gioco molto vario abbiamo bisogno di poter usufruire di una palla facile di gestione a livello di palleggio. Quindi da questo punto di vista stiamo lavorando molto su questo aspetto, su questi 2 fondamentali e al momento diciamo che ci stanno dando anche dei buoni frutti. L'importante è riuscire a trovare continuità sia in questi fondamentali ma soprattutto cercando di lavorare su un'ottica di gioco abbastanza sia distribuito ma soprattutto organizzato. Sì, la partenza è stata fantastica perché se a inizio campionato ci avessero detto che dopo 3 partite avessimo 9 punti, senz'altro avrei fatto la firma, però ecco, non montiamoci la testa, restiamo con i piedi per terra perché il campionato è molto molto lungo e forse qualche squadra di un certo spessore non l'abbiamo ancora trovata, però ben venga questo gioco perché ho visto una squadra e una squadra in tutti i sensi.